Benvenuti, bentrovati, eccoci all'appuntamento con il nostro spazio sportivo dedicato e curato da www.venetoglobe.com, la nostra web tv che trovate dove trovate tutti i nostri servizi, i nostri appuntamenti e naturalmente i nostri reportage in modalità on demand. Ci vedete ogni sera invece sul Caffè TV24, prendiamo un caffè insieme, è il caso di dire, Caffè TV24 sul canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma Caffè TV24 si vede in tutto il nord Italia, Emilia Romagna e Marche comprese. Andiamo a vedere subito le principali notizie. Oggi iniziamo dal calcio perché si parla di Serie A, lasciamo da parte tutte le polemiche che si stanno consumando in queste ore sul VAR e sulla situazione degli arbitri, insomma in Italia c'è sempre da protestare, sempre da non essere contenti. Attendiamo invece la prossima giornata di campionato che inizierà venerdì con Cagliari-Inter, e l'Inter è proprio una delle squadre in questo periodo più nella burrasca, primo per la situazione Icardi ancora da risolvere e poi per questa situazione, per queste parole di Spalletti contro il VAR o la VAR come preferite e il rigore assegnato alla Fiorentina domenica. C'è di scena invece la Coppa Italia perché questa sera all'Olimpico si affrontano Lazio-Milan, è la prima d'andata delle semifinali, insomma è un po' una verifica di quello che di buono sta facendo il Milan con Piontek che sarà osservato speciale, ma c'è anche Paquetá che pare sia stato convocato appunto dal Brasile e quindi ci sono buone cose per il Milan per mettere in mostra. La Lazio vorrà naturalmente vendicare, tra virgolette sempre, il passaggio di turno fallito lo scorso anno, la sconfitta dello scorso anno, quindi partita che sarà viva per quanto riguarda l'andata. In Serie B anche qui si inizia questa sera e le venete sono così impegnate: Lecce-Verona, Padova-Brescia, mentre domani toccherà al Venezia di Walter Zenga in casa al Penso contro il Perugia. Per quanto riguarda la Serie C rimane sempre la testa legata al Pordenone, molto bene, con la Triestina che insegue, la lotta insomma potrebbe essere qui, ma diciamo che il Pordenone ha messo veramente un passo avanti. Per la Serie D ieri abbiamo ricordato i risultati, li abbiamo commentati, insomma più o meno ci sono state le conferme un po' di tutti, tranne se vogliamo questo Montebelluna di Checco Feltrin che contro il San Giorgio purtroppo è andato sotto per 4-3 in una gara, si vedono 7 gol, è veramente molto bello e molto valido. Purtroppo poi la vittoria è andata al San Giorgio, in cui parliamo da tifosi trevigiani, in questo caso del Montebelluna. Il Feltre battuto il Trento 2-1 e poi c'è la sorpresa, questa sì è la sorpresa, quella del San Donà, del nuovo tecnico De Mozzi, che ha battuto per 2-1 il Delta Rovigo e questo, come vi dicevo appunto, è stata sicuramente la sorpresa della giornata. Veniamo all'Eccellenza che sarà il nostro girone ed è il nostro girone, qui si è giocata la 25esima giornata, anche qui grandi colpi non ci sono stati, tengono botta le prime due della classe, ovvero Luparense che ha vinto a Motta di Livenza contro la Liventina di Costantini per 2-1 e vince anche il Lia Piave 3-1 sul campo del D'Agostin di Pieve di Soligo contro l'Eclisse Careni Pievigina. E allora andiamo a sentire l'allenatore dell'Eclisse, proprio Stefano Della Bella, e domani vi proporremo un'intervista con Federico Furlan, che è sicuramente il giocatore più in forma in questo momento, quello che sta facendo la differenza nel Lia Piave. Della Bella. Stefano, al di là di come sia andata, gran bella partita comunque si è vista quest'oggi al D'Agostin. Abbiamo cercato di fronteggiarli con le nostre armi, eravamo anche partiti giusti perché siamo riusciti ad andare in vantaggio. Sapevamo che era difficile perché sono una signora squadra. Dispiace aver concesso quei gol sui calci piazzati che magari dopo determinano la partita, senza nulla togliere agli Piave che sì, non sono io oggi che lo dico, ma lo dico, c'è la classifica e dunque così. Peccato il terzo gol perché siamo stati ancora in partita e era bene. Dopo c'è stato l'episodio, vabbè,
un po' a sfavore. Ha fatto anche una gran bella parata dopo sulla punizione che poteva essere 2-2 e dopo col terzo gol si è chiusa la partita, però siamo stati vivi fino alla fine, abbiamo cercato anche il 3-2, dunque peccato, perché ci spiace di aver perso contro loro, che era l'unica squadra che ci mancava, però vuol dire che qualcosa hanno. Mancava Janko davanti, sei tornato a schierare Tibolla in mezzo al campo, soddisfatto? Ma secondo me sia Zanetti che De Zotti hanno fatto una buona partita e dovevamo un po' aver pressione in mezzo al campo, ho preferito giocare con tre vecchi così per poi ripartirgli. È logico che magari qualche volta l'abbiamo buttata troppo dritta per dritta, dovevamo cercare di girarla un po' più laterale per beccarli lateralmente, non sempre ci siamo riusciti, però così. Hanno questo giocatore, hanno tale Federico Furlan, che ha fatto un po' la differenza quest'oggi. Ha fatto la differenza, ma si sa, però tutto l'impianto di squadra sì, giocano a calcio, non sono là sicuramente per caso. Tu hai predicato sempre umiltà, dicevi noi siamo qui per salvarsi, però insomma c'erano i playoff, ci siamo. Dispiace per quello, perché ci scappano un po' quelle davanti. E allora anche il punto, tra virgolette, se riuscivamo a riportarla così, però continua, abbiamo ancora diverse partite, dunque sì, nulla è perduto ancora e cerchiamo di giocare come abbiamo sempre fatto, partita per partita. Bene, questo Stefano Della Bella. Allora domenica sposteremo le nostre telecamere dal campionato di eccellenza a quello di promozione, andremo a Villorba per seguire Villorba Prodeco Montello. Qui c'è la lotta tra Portogruaro e Prodeco Montello, quindi andiamo a vedere e a seguire per quest'anno la prima volta o la seconda, insomma, che seguiamo il Prodeco. Andiamo a parlare invece di basket. Cominciamo dalla Coppa Italia Final 8 femminile, perché si gioca a San Martino di Lupari nel Padovano, dove si inizia venerdì con le gare dei quarti di finale. Ragusa Vigarano, Schio Lucca, Broni Sesto San Giovanni e poi il derbissimo, purtroppo Veneto, Umana Reyer Venezia contro San Martino di Lupari, formazione di casa. Tutta da vedere però a San Martino di Lupari questa manifestazione. Coppa anche nella 2 maschile, perché la TVB Basket Treviso può pensare tranquillamente adesso alla Coppa Italia, che partirà venerdì a Porto San Giorgio alle 16 contro Latina. In bocca al lupo a Max Menetti e alla sua truppa. Ponzano femminile in A2 al Pala Cicogna contro Moncaglieri, c'è stata questa bella vittoria dopo 2 tempi supplementari 83-82, con ancora una volta una grande prova superba di Ciabattoni, che nel secondo supplementare ha preso in mano la squadra e l'ha trascinata alla vittoria. Ponzano centra così la terza vittoria consecutiva e andiamo proprio a sentire l'australiana Alex Ciabattoni, eccola. Allora, siamo qui con l'MVP della partita, Alex Ciabattoni. Che sensazioni ha dopo questa partita? The sensation after the game, how do you feel now after this big win against Moncaglieri? Molto eccitante. Sì. Okay, I can speak English. Okay. No, I think it will just give us so much like momentum moving forward and like really boost everyone's confidence, and like I think our goal is to finish as high as possible, and I think this is a great start for us. Ci darà una grande spinta per proseguire verso i nostri obiettivi, che sono arrivare il più in alto possibile a questo punto. Cosa pensa di questo Palacicogna e di questa prima partita in casa? What do you think about this building, Palacicogna, and this big win? It's good to play in, and like the crowd tonight was really good and loud, and it has like a good atmosphere. So the ring might need to be fixed because my shooting was terrible. Ha detto che la sua percentuale di tiro è stata bassissima, è stata terribile, però si trova benissimo e gli è piaciuto un sacco il clima che si è creato ed è contentissimo qua. Ringraziamo Alex Ciabattoni e naturalmente in bocca al lupo per il proseguo della sua avventura qui a Ponzano. Grazie.
Siamo diventati internazionali, insomma, grazie a Matteo Valente che ha curato l'intervista con il secondo e dello staff appunto di Campagnolo. La Ruker Sanve, siamo nel campionato di Serie B, non giocherà questo sabato, ma giocherà sabato 9 marzo contro Cremona e lo farà al Palasystem appunto di San Vendemiano, di Saccon di San Vendemiano, precisamente nel Trevigiano. Campionato di A1 femminile adesso per quanto riguarda il volley, allora parliamo di Imoco, volley conegliano che a Milano contro il Club Italia ha vinto 3-1. Andiamo a sentire le parole di Valentina Tirozzi. Sì, sono soddisfatta in primis perché abbiamo portato a casa 3 punti, a un certo punto sembra veramente difficile, quindi sono veramente contenta perché è stata una prova corale anche stasera della squadra e quindi nonostante sia stata una faticaccia è stata una bella partita da giocare e siamo molto contente. Che impressione ti ha fatto questo Club Italia? Beh, è una squadra con un potenziale enorme, ovviamente sono un po' troppo fallose in alcuni momenti e quando vengono messe sotto pressione, come è naturale che sia alla loro età, subiscono. Noi diciamo che le abbiamo fatte venire fuori un po' troppo con anche i nostri tanti errori, però quando siamo riusciti a metterle appunto sotto pressione hanno fatto fatica, come è normale che sia, ripeto, è un gruppo fortissimo di gente che deve lavorare tanto e che può arrivare in altissimo. E adesso per voi arriva una settimana molto importante, noi ne abbiamo parlato anche con coach Santarelli, giocare bene e poi sperare. Sì, esatto, prima di tutto portare a casa 3 punti e una volta portati a casa 3 punti possiamo stare ad aspettare perché purtroppo ci siamo complicati la vita in Germania e adesso ci deve essere anche un pizzico di fortuna in più. Speriamo perché credo che la nostra squadra non meriti di uscire in girone, insomma. Bene, questa è Valentina Tirozzi, ricordo che si gioca questa sera al Palaverde, 20:30 contro Lotz, l'ha detto lei stessa, bisogna vincere 3-0 possibilmente, senza scuse e aspettare poi i risultati delle altre gare che ci saranno già nel primo pomeriggio, qualcosa già si gioca e poi in serata prima della formazione trevigiana. Ritorniamo sul campionato, facciamo il punto, qui ci aiuta la Lega con il proprio ufficio stampa, eccola qui il servizio. Tante emozioni, colpi di scena, risultati inaspettati e vittorie importantissime hanno condito la 21esima giornata della Samsung Volley Cup di Serie 1 femminile. Nell'anticipo del sabato sera cade la Igor Gorgonzola Novara sotto i colpi della Sougella Team Monza, che alla Candy Arena vince per 3-1, dimenticando subito la sconfitta di Scandicci e continuando la rincorsa al quarto posto. Si spezza così il duo in testa alla classifica, dove rimane l'Imoco Volley Conegliano, prima in solitaria a 49 punti, che al centro Pavesi suda però le proverbiali 7 camicie, per avere la meglio per 3-1 delle bravissime ragazze del Club Italia Cry di coach Bellano, che escono a testa altissima e tra gli applausi di tutto il pubblico per aver sfoderato una delle più belle prestazioni di quest'anno, sfiorando più volte di portare la partita al tiebreak e portando le campionesse in carica per 2 volte ai vantaggi. Con la sconfitta di Novara, ferma a 46 punti, si avvicina al secondo posto la Savino del Bene Scandicci, che nel big match contro la Unit Iwork Bus Arsizio vince al tiebreak dopo 2 ore di grandissimo gioco e si porta a 2 punti dalle piemontesi, mentre le farfalle di Mencarelli, proprio nella sera del suo compleanno, raccolgono un punto che potrà rivelarsi comunque prezioso per la corsa al quarto posto. Quarto posto che viene conquistato in solitaria in questa giornata dalla E più Pomix al Maggiore, che continua a macinare vittorie importantissime in questo febbraio e batte al Pala Giorgi Montichiari la Banca Valsabina Millennium Brescia con un perentorio 3-0, portandosi a 38 punti davanti alle Monzesi a 37 e alle Bustocchi a 36. Stesso risultato nella sfida tra il Bisonte Firenze e la Bosca San Bernardo Cuneo, con le bisontine che blindano il settimo posto portandosi a 32 punti, battendo per 3-0 le ragazze di Pistola, che ora, ferme a quota 27, dovranno guardarsi le spalle per difendere l'ottavo posto utile per i play-off. Ma la vittoria più importante di giornata è quella del Pala Baldinelli di Osimo, dove le beniamine di casa della Lardini Filottrano battono per 3-1 una Zanetti Bergamo poco incisiva e mettono in cascina 3 punti pesantissimi che profumano di salvezza. Siamo state attente secondo me nelle cose, non che l'abbiamo preparata meglio di altre, ma siamo state attente e abbiamo fatto le cose giuste nei momenti giusti, non abbiamo perso la testa, anche il primo set secondo me è l'emblema di questa partita, quando eravamo sotto siamo rimaste lì, concentrate, punto su punto e abbiamo pensato sempre ad andare avanti.
Bene, questo è tutto per quanto riguarda la pallavolo. Questa sera 20:30 Pala Verde, vi dicevo, Champions con Imoco contro Lotz. E adesso chiudiamo con il pattinaggio. Si è tenuto, e vedete le immagini, sabato 23 e domenica 24 a Sedico nel Bellunese il trofeo Gruppi Spettacolo e Sincro 2019 a cura del Dolomitico Skating Group. Vedete queste belle immagini che la nostra regia ci mostra quest'oggi, con le premiazioni che avvengono, piccoli gruppi, premiati gli Angels di skate in Sacile, poi piccoli gruppi divisione nazionale con le Petit Femme del Team Verde Pattinaggio, poi i vari quartetti. Guardate ancora queste immagini, la bravura di queste ragazze sul parquet, sul pattinaggio, sui pattini appunto che abbiamo visto e abbiamo seguito appunto sabato 23 e domenica 24 a Sedico per questo trofeo Gruppi Spettacoli e Sincro 2019. Eccole qui ancora le premiazioni, piccoli gruppi divisioni nazionali, dicevo, con le Petit Femme del Team Verde Pattinaggio, il quartetto Jeunesse, Roll Stars di Loreggia, e poi c'è nel quartetto Junior anche la vittoria delle trevigiane del pattinaggio di Vazzola. Infine un'altra premiazione, il quartetto, quello di Resana. Lasciamo andare ancora le immagini, le interromperà la nostra regia quando lo riterrà opportuno, naturalmente, con queste belle immagini, dicevo, queste quattro pattinatrici. Ecco qui il momento delle premiazioni, come abbiamo già sottolineato, naturalmente grande successo e grande afflusso di pubblico. Ecco le altre immagini che vediamo. Ci fermiamo qui, vi ringraziamo per l'ascolto, noi ci ritroviamo sempre qui su Caffè TV 24, ma la nostra produzione avviene su www.venetoglobe.com. A tutti voi buona giornata.